Buongiorno, di nuovo in diretta con Focus TG. Non possiamo non aprire con il terremoto giudiziario di Venezia che ha portato all'arresto dell'assessore Renato Boraso, avviso di garanzia per il sindaco Luigi Brugnaro. Oggi previsto un consiglio comunale che sarà presumibilmente infuocato come quello di ieri. Le minoranze continuano a chiedere le dimissioni di tutta la giunta. Vediamo i titoli del Gazzettino: le lottizzazioni e le pressioni di Boraso sulla moglie di Brugnaro, Stefania Moretti. Luigi deve sbloccare le pratiche, il cortocircuito del Park 4. E poi la denuncia dei redditi più alta di Cafarzetti, quella di Boraso, dal 2018 consulenze per oltre $500.000. Ci collegheremo tra poco con Ilaria Marchiori per sapere le ultime novità. Intanto vediamo le intercettazioni, un'inchiesta lastricata di intercettazioni di particolari che afforano di ora in ora. Vediamo un servizio da cui risulta anche che Boraso arrivò al punto di proporre di far causa al suo stesso comune. Vediamo. Bisogna fare una causa di 10 milioni di euro di danni al comune che ci ha preso per il C, come ho sempre detto. A parlare l'assessore comunale alla mobilità Renato Boraso in un'intercettazione telefonica citata nell'ordinanza del GIP definita dal giudice rivelatrice della completa immedesimazione con l'interesse privato della società Park 4.0 SRL da parte dell'assessore, che dovrebbe, si legge ancora, esclusivamente perseguire l'interesse del comune e che invece arriva al punto di proporre una causa milionaria contro il comune che in teoria dovrebbe rappresentare. Boraso sta parlando con l'avvocato Zambelli, si legge ancora nell'ordinanza, come se fosse lui il titolare della Park 4.0, che rientra tra gli 11 episodi di corruzione contestati all'assessore, venuti a galla anche grazie alle intercettazioni che ancora una volta si sono rivelate fondamentali, come dichiarato dal procuratore Cherchi. Noi abbiamo sempre, non solo in questo caso, ritenuto che le intercettazioni di per sé non possono costituire prova di niente, perché bisogna valutare come vengono dette, quando vengono dette, come vengono rapportate tra i soggetti. Si può scherzare, si può dire cose serie. Ecco, noi abbiamo cercato di individuare all'interno delle intercettazioni le cose, come dire, serie, cioè quelle che effettivamente non potevano essere mal interpretate da noi, con gli accertamenti che la Guardia di Finanza ha effettuato con, come ho detto prima, con intelligente partecipazione all'indagine. Tra quelle più rilevanti, oltre le già citate nelle più di 170 pagine dell'ordinanza, anche quella tra Boraso e l'imprenditore rivierasco Fabrizio Ormenese, l'altro arrestato e portato in carcere. Ascoltami, si legge, quando è a posto con l'operazione, siccome tu mi hai dato una mano e tutto, io ti faccio un bonus di 200.000. Non ti ho detto niente, tu non sai niente. Il contesto è relativo alla vendita di un terreno dell'immobiliare Venezia nel 2022 per la quale Boraso avrebbe chiesto 40.000 euro tramite fatture fittizie. Appresa la notizia, nota il GIP Scaramuzza, l'assessore risponde va bene e Ormenese ribadisce che l'ulteriore cifra esula dalla fattura già emessa. Vediamo altri titoli, quelli del Corriere del Veneto, vediamo la prima pagina. Venezia, il dirigente che ha detto no, via questa gente o la escludo dalla gara. Ci sono state appunto delle proteste da parte di alcuni dirigenti che non volevano sottostare agli ordini per accelerare le pratiche. Poi Brugnaro che ha detto andiamo avanti, la protesta ieri in comune con le opposizioni e gli antagonisti in comune che hanno urlato a lungo invitando la Giunta, chiedendo alla Giunta di andare a casa. Venezia, le promesse e il ruolo di Brugnaro, l'area del Pili offerta 2 volte a Ching. E proprio dalle intercettazioni emergono dei rapporti anche dei rapporti in cui si evince l'irritazione del sindaco con il suo assessore, soprattutto quando gli dice so che chiedi soldi in giro, devi smetterla, stai sbagliando. Sentiamo.
17 marzo 2023. Il sindaco Luigi Brugnaro striglia all'assessore Renato Boraso: tu non mi ascolti, tu non capisci un cavolo, mi stanno domandando che tu domandi soldi, tu non ti rendi conto, rischi troppo. Se io ti dico di stare attento, ti devi controllare. È un'intercettazione telefonica citata nell'ordinanza del GIP e definita dal giudice di fondamentale importanza, perché il sindaco fa presente a Boraso che lui chiede i soldi alle persone. Alle parole del sindaco, l'assessore intercettato replica: cambio anche il telefono. Brugnaro sbotta: ma non è il telefono, ti hanno messo gli occhi addosso, stai attento a queste robe qua, devi estirparla. In un'altra intercettazione il sindaco dice all'assessore: ascoltami, ho guardato un poco di lottizzazioni, quella di Luca che ha un sacco di robe, non ci sono gli accessi sulle strade, le ho prese in mano, adesso le sblocco il prima possibile, gli ho dato in mano tutto a lui, tu cerca di non intrometterti, lascia che la veda lui. In primo luogo, scrive qui il GIP nell'ordinanza, il sindaco conferma di aver preso in mano delle lottizzazioni che le sbloccherà il prima possibile, citando espressamente quelle di Gianluca Vidal, Rione Pertini, però intimando perentoriamente Boraso di non intromettersi avendole affidate ad un'altra persona. Oggi è in corso un consiglio comunale, grande tensione ieri, urla da parte di antagonisti che chiedevano le dimissioni e hanno protestato perché molti di loro non hanno potuto raggiungere l'Aula. Rivediamo cosa è successo. Fischi, urla, richieste di dimissioni, tensione in Consiglio Comunale a Venezia il giorno dopo l'inchiesta della Procura che ha indagato il sindaco Luigi Brugnaro e portato in carcere l'assessore Renato Boraso. Il primo cittadino, dopo una riunione di maggioranza in mattinata, ha deciso di andare avanti e non si è presentato nel pomeriggio all'Assemblea, affidando alla Presidente Ermelinda Damiano la lettura di una lettera. Sarò io stessa a chiedere di inserire all'ordine del giorno la questione in uno dei prossimi consigli comunali per riferire a voi consiglieri e a tutta la città non tanto sulle questioni giudiziarie che a questo punto saranno affrontate nella sede loro propria, quanto sulle questioni di natura politica e amministrativa collegate e inerenti all'indagine stessa. Non oggi, perché non ho alcuna intenzione di trasformare l'Aula in un campo di battaglia. Le opposizioni incalzano: troppo grave quanto accaduto, così Gianfranco Bettin, capogruppo Verdi Progressisti. Noi non chiediamo la condanna di nessuno, chiediamo un chiarimento politico. Siccome il chiarimento politico non avviene, a noi sembra che questo sia un elemento in più per chiedere un azzeramento politico, e cioè che la città non abbia la necessità di andare avanti anni con l'apice della propria amministrazione che tratta questioni, investimenti, che si presenta al mondo con il vertice indagato per corruzione. Questa cosa non è sopportabile, lo capite che non è sopportabile. L'unica soluzione è l'azzeramento, le dimissioni dell'amministrazione, il ritorno alle urne e il cambio di Dopo una sospensione il Consiglio decide di proseguire con i punti all'ordine del giorno come se nulla fosse successo, tra fischi, urla e polemiche. C'è un problema anche di regolarità del Consiglio. Avete votato delibere senza che sapessimo cosa stava dicendo la Presidente del Consiglio. A questo punto qua, quelle votazioni che senso hanno? Che regolarità? Questa cosa di voler andare avanti come il pianista sul Titanic è una sfida alla città e rischia anche il ridicolo. Questa cosa Avete visto Ermelinda Damiano, la Presidente del Consiglio, che ha letto la lettera del sindaco Brugnaro e la risposta molto forte di Gianfranco Bettin, che ha detto no, dovete dimettervi e bisogna tornare alle urne. Prima della riunione del Consiglio Comunale ieri ci sono stati il rischio tafferugli con molti attivisti dei comitati che volevano entrare ma che erano stati in qualche modo arginati dalla polizia locale. Andiamo.
difendersi noi cittadini. Evidentemente il sindaco che oggi ha scelto di non presentarsi spera che anche la cittadinanza faccia come lui, e quando vengono fuori i problemi, al posto che partecipare e esserci e rendere conto delle porcate di cui lo accusano, cosa che i cittadini dicono da anni, spera che anche la cittadinanza faccia come lui, stia a casa sua, non si presenti e non partecipi ai momenti che invece dovrebbero essere sacrosanti. E adesso, uno, Brugnaro non si presenta, e due, quello che dice è che c'è già un ordine del giorno. Ma questi pensano di poter andare avanti a discutere un ordine del giorno mentre l'assessore alla mobilità è in galera, mentre il sindaco è inquisito? Qui c'è la cittadinanza che ci tiene a Venezia e che non è disposta a vederla trasformare in un portafogli come piace a chi scappa oggi, a Brugnaro, a Venturini, a Zuin e anche a chi non c'è perché è in galera, forse il Consiglio Comunale lo fa in diretta. Intanto l'assessore Boraso è in custodia cautelare a Padova ai due palazzi, è provato ma determinato a difendersi, lo dice il suo legale, mentre il collega che difende il sindaco Brugnaro si dice esterrefatto per delle accuse che sono inspiegabili. L'ho visto provato, penso soprattutto alla sua famiglia, alla mamma, alla moglie. Ma l'ho visto anche però determinato, devo dire la verità, determinato nel voler riuscire a dimostrare proprio che il suo operato è sempre stato corretto e sempre improntato alla trasparenza. Nel secondo giorno di detenzione nella casa circondariale di Padova, l'assessore Boraso parla tramite il suo legale, non nasconde preoccupazione per la famiglia e l'anziana mamma, ma è intenzionato a difendersi. Si è studiato l'ordinanza, ha cominciato a mettere giù degli appunti su tutto, attende di vedere il fascicolo. Per verificare le ipotesi accusatorie e quindi per prendere anche contezza degli atti di indagine, e proprio per, a mio modo di vedere, per dimostrare proprio la sua innocenza. Ecco. Dal canto suo, l'avvocato nominato questa mattina come difensore di Boraso sta decidendo ancora come muoversi. Non è ancora stato fissato per me l'interrogatorio, non ho ancora gli atti, ho solo l'ordinanza. Spero che domani mi vengano depositati gli atti e quindi poi glieli porterò in carcere e cominceremo a studiarli. Esterrefatto, proprio come si è definito il suo cliente, l'avvocato del sindaco Brugnaro. Esterrefatto per due ragioni. La prima perché il sindaco Brugnaro ha ricevuto soltanto un'informazione di garanzia, non ha subito alcuna perquisizione, per questa ragione non ha diritto ad alcun accesso agli atti d'indagine. Allora, se dobbiamo fare un ragionamento soltanto su informazioni di garanzia, non riusciamo a ragionare, perché non ci spieghiamo il senso dell'accusa. Rampinelli spiega la questione dei Pili e di Palazzo Papadopoli. Pili. L'accusa sembrerebbe ipotizzare un interessamento del sindaco per consentire l'edificabilità di questa vasta area. Questa area è altamente edificabile per volontà delle amministrazioni precedenti al sindaco Brugnaro. La storia di Palazzo Papadopoli è semplicissima. Amministrazioni precedenti, in epoche precedenti, stimano nell'ordine di 14 milioni di euro il valore di questo palazzo. Procedono, come si deve procedere per legge, a delle aste pubbliche per l'assegnazione, non partecipa nessuno. Successivamente, come prevede la legge, si deve rifare la stima. La stima non può essere identica alla precedente. Sull'intercettazione poi tra Brugnaro e Boraso, Rampinelli spiega. Il sindaco l'ha letta sui giornali, quello che ricorda è che semplicemente immaginava aiuti alle campagne elettorali e giustamente come sindaco gli ha detto di fare attenzione. Intanto Brugnaro ha convocato un vertice con gli esponenti della maggioranza per dire loro di andare avanti. Il sindaco Brugnaro non rassegnerà nessuna dimissione perché non solo non ha nulla da nascondere, ma l'ha spiegato, ha ancora tante cose da fare per il Comune di Venezia prima della fine del proprio mandato, quindi questo è proprio escluso. Non farebbe il bene della comunità veneziana. Quindi è probabile che noi nei prossimi giorni lo potremo anche incontrare in qualche conferenza?
Io non conosco l'agenda del sindaco Brugnaro, ma di certo non si nasconderà da nessuna parte, perché non ha nessuna ragione. Le indagini sono ancora in corso e sicuramente ci saranno degli sviluppi, ha dichiarato il procuratore Cherchi, ascoltato in commissione antimafia, ma non sono emersi, ha concluso, collegamenti di alcun tipo con la criminalità organizzata. Era un'attività autonoma. Avremo tra poco in diretta telefonica l'ex sindaco di Venezia, Massimo Cacciari. Tanto andiamo avanti con la cronaca. Sono stati truffati da un sedicente operaio dell'acquedotto e da un falso vigile urbano, e questo è il versante degli imbroglioni. Protagonista una coppia famosa, Giorgio Palesa e la moglie Paola, che ci hanno raccontato a Treviso la loro disavventura. Sentiamo. Giorgio Palesa, ci viene da dire che se capita a lei vuol dire che può capitare veramente a tutti. Per quello sono molto triste. Mi è capitato e probabilmente se lo fanno di nuovo ci casco di nuovo. Truffe agli anziani. Questa volta è capitato a Giorgio Palesa e alla moglie Paola. Una storia come tante altre accadute in passato, con la variante del protagonista che dall'alto dei suoi 83 anni da imprenditore di truffe, raggiri e altri magheggi finanziari e non ne ha visti davvero tanti. Ma quello accaduto a casa sua oggi pomeriggio ha un che di teatrale. Sono stati talmente bravi, è stata una commedia di Totò. Così bravi da raggirare non solo lui, ma innanzitutto la moglie, attirata dal classico campanello del cancello d'entrata. E vedo un signore con una tuta dell'acquedotto, d'operaio, e mi dice: signora, siamo venuti a fare un controllo all'acquedotto. Sostanza acida sulla conduttura con effetti esplosivi, rilevabile da un sensore che l'uomo mette sotto ai rubinetti prima della caldaia dal piano terra, poi al bagno padronale. In casa, dentro, in bagno, ha spruzzato perché io mi sono spostata per aprire un altro rubinetto e lui naturalmente, io senza vedere, l'ho fatto così e si è sentito l'odore di gas. E lì ti sei... E lì ho detto: mamma mia, qua c'è proprio un guasto. A quel punto l'operaio consiglia alla signora di prendere denaro e preziosi e metterli in frigorifero per evitare possibili esplosioni. Deve levare via tutto, mettere dentro su un sacchettino e lo proteggiamo in frigorifero. In frigorifero, ho detto io, sono rimasta così, ho detto no, guarda, li posso tenere ma io vado in giardino. No, dici in frigorifero perché lì sono isolati. Nel frattempo in casa si presenta un altro uomo vestito in tutto e per tutto da vigile urbano che intrattiene Giorgio Palesa. Si è messo qua, abbiamo parlato del più e del meno. Mi è stato talmente simpatico che, come ho detto, te lo regalo il mio libro. E il Rolex? Allora mi ha detto che c'era in pericolo il Rolex. Dovevo metterlo in frigo. Passa qualche minuto e l'operaio con una radiolina parla ad una sedicente centrale e comunica alla coppia e al vigile che deve fare un altro intervento e i due spariscono in pochi istanti. E io allora, quando ho visto che sono spariti, sono andata nel frigo, ho guardato il mio sacchettino con le mie cose, era sparito. Resta l'amara consolazione che non c'è stata violenza, ma anche il dovere civico di non vergognarsi e divulgare l'accaduto. È una truffa agli anziani, questo non deve succedere, è immorale. Ma non sono arrabbiato con loro, sono arrabbiato con me stesso, non deve succedere una roba del genere. Per favore amici, non aprite la porta a nessuno. Ben detto, sono dei grandi professionisti, si travestono di tutto punto, sono convincenti, sono simpatici. Complimenti a Palesa e alla moglie perché hanno parlato e hanno raccontato quanto è accaduto a loro, perché in queste circostanze molti si vergognano poi di fare la parte dei fessi, insomma, no? Perché poi alla fine è un po' questa la definizione che si dà alle persone ingenue che si fanno così prendere per i fondelli fino a questo punto. Intanto stanno continuando i furti tra Roncade e San Cipriano, dopo i ladri acrobati dell'altra sera in via Longhin. Ieri pomeriggio è stata via San Cipriano, che a Roncade diventa via Garibaldi, ad essere battuta. Un solo colpo a segno, però in un'abitazione già visitata in passato, che fa dire alla proprietaria: non tornate più, non c'è più niente da rubare. Qualcuno aveva anche tempo fa appeso cartelli dello stesso tenore. Vediamo.
Basta, io a casa non ho più niente per nessuno. Quindi questo è l'appello ai ladri? Sì, questo è l'appello per i ladri, io ho già dato, non ho più niente da dare a nessuno. È davvero esasperata la signora Francesca. In pochi anni 3 volte i ladri in casa e l'ultima visita ieri pomeriggio. Qua era tutto verde, era tutto chiuso da vegetazione praticamente. Guardo la finestra questa. Entrai da qua praticamente. Entrai, andati in stanza, andati dentro in casa e ha portato via quello che ha trovato. Ladri attenti a tutto, anche le bottigliette d'acqua. 6:30 ieri sera mi sono accorta. Ma lei è tornata a casa dal lavoro? Sì. E quindi ha trovato il lavoro e sì. Ha trovato la finestra aperta? Sì, mi sono accorta per una bottiglietta dell'acqua che prima non c'era sopra il tavolo, perché di solito la metto qua per dargli l'acqua. Quindi hanno spostato la bottiglietta d'acqua per entrare? Sì. Professionisti dello scasso, visto che hanno forzato l'infisso facendo saltare la ferramenta della blindatura. Rotto tutto, io ho proprio rotto tutti gli attacchi delle finestre blindate. Probabilmente sono i stessi ladri che poco prima avevano tentato di entrare in questa abitazione di via Garibaldi a Roncade senza risultato, ripiegando quindi sulla casa di via San Cipriano, dove hanno rovistato ovunque portando via gli ultimi preziosi rimasti. Adesso ha già rimesso a posto tutto, immagino. È la prima roba che Direi di sì, tutte le lavatrici fatte, sì. Un po' ieri sera, un po' stanotte, un po' stamattina. E tra i cassetti rimessi a posto, i vestiti invece rimessi a lavare, è saltata fuori anche una seppur magra consolazione. Il Megassa ha un orecchino, l'unica roba che Megassa ha che gli è caduto. Mi è rimasto il ricordo dell'ultimo furto. Intervista di Lucio Zanato e torniamo sul terremoto che ha scosso l'amministrazione comunale di Venezia e ne parliamo con l'ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Buongiorno professore, grazie molte per essere con noi. Buongiorno direttore, cerchi di alzare la voce il più possibile perché purtroppo sono in situazioni precarie. Certamente. Allora, siamo tutti, si potrebbe usare il termine che ha usato il sindaco Brugnaro, esterrefatti, no? Rispetto a quest'altra operazione che ha portato all'arresto di Renato Boraso. Qual è la sua impressione rispetto a questa inchiesta, rispetto alle misure cautelari? Premetto che delle vicende di cui si parla non so assolutamente nulla e che i rapporti che ho avuto sia con Boraso particolarmente frequenti, perché era presidente del Consiglio comunale durante la mia ultima sindacatura e poi anche con Brugnaro sono sempre stati improntati alla massima correttezza, quindi non ho mai avuto alcun sentore di mosse men che legittime da parte loro. Quindi premesso questo bisogna che la magistratura ovviamente faccia il suo dovere, cioè indaghi se ha sentore che ci possa essere stato commesso qualche reato. E poi c'è un problema più di fondo, però mi permetto di dire, ripeto, con tutte le assolute presunzioni di innocenza che sempre sono doverose, e ripeto senza che da parte mia mai vi sia stato il minimo sospetto di comportamenti meno che legittimi sia da parte di Boraso che da parte di Brugnaro, per quello che li ho conosciuti. Premesso questo, è chiaro che un sindaco che ha tanti e così complessi legittimi interessi da tutelare e da difendere si trovi in una situazione molto complessa quando fa il sindaco. È evidente, è chiaro che la possibilità di una qualche, se non altro, fumo di conflitto di interessi sussiste, perché è chiaro che uno può fare tutte le blind society di questo mondo, può fare tutto quello che vuole, che rimane un personaggio imprenditoriale importante che ha interessi profondi e del tutto legittimi in ogni settore.
Professore, ieri c'è stato un consiglio comunale dove sono volati gli stracci, l'opposizione ha chiesto subito le dimissioni di tutta la giunta, sono arrivati anche gli antagonisti, urla. Questo è naturale, no? Avrebbero fatto le stesse identiche cose quelli di destra, Brugnaro in testa, se il sindaco fosse stato un sindaco di centrosinistra, indagato, un assessore accusato come è avvenuto. Quindi questo fa parte delle regole, ahimè, del gioco. Certo. Sarebbe bene che questi giochi non ci fossero, ma chi comincia? Qual è quello che comincia? L'unico che potrebbe, detto così tra di noi in amicizia e ridendo, l'unico che certamente si sarebbe comportato in questo modo se fosse stato l'opposizione è il sottoscritto, che avrebbe fatto anche da capo dell'opposizione esattamente il discorso che le ho appena fatto, ricordando molto sommessamente a Brugnaro come la sua posizione fosse difficile fin dal primo momento. Una persona che ha tanti e così diffusi interessi imprenditoriali è bene che non faccia il sindaco, diciamo così, è bene che non faccia il sindaco. Dopodiché, altra cosa sono le accuse a Boraso, che mi auguro davvero, anche per amicizia e per simpatia con Boraso, che si dimostrino infondate. Professore Brugnaro... Questo discorso l'avrei fatto anche dai banchi dell'opposizione, lei mi conosce abbastanza per sapere. Certamente, non stento a crederle, guardi, sono convinto che sarebbe andata così. Brugnaro ha detto vado avanti, ha invitato i suoi a procedere, non si parla per ora di dimissioni. Lei crede ormai che... cosa vuole? Cioè, a meno che non succedano cose clamorose come 10 anni fa con il caso di Orsoni, cioè a meno che il sindaco stesso non capiti il peggio, insomma, perché al momento non è niente, è quasi un avviso di garanzia o giù di lì, insomma. Ma se non dovesse succedere niente, che cosa dovrebbe accadere, insomma, perché onestamente perché dovrebbe dimettersi? Cioè, a parte il fatto che le opposizioni, modesto sussurrato consiglio, che le opposizioni pensino a questo punto di presentare una squadra, una candidatura decente tra un anno, si andrà a votare nel 25, quindi pensino a quello, no? Pensino a come presentarsi bene, con un bel programma, senza tutti i casini delle ultime volte, senza farsi troppo del male, a presentarsi al 25, perché a questo punto certo hanno delle carte molto importanti da giocare, se le sanno giocare. Un'ultima cosa, professore, questa vicenda secondo lei potrà avere dei contraccolpi rilevanti sulle prossime elezioni del 25, sul quadro politico locale? È evidente, questo da un lato, questo chiaramente non per responsabilità sue, che non so quali siano, ma insomma in una giunta dove ti mettono in galera gli assessori, sai com'è, hai voglia di dire che tu non c'entri, è molto difficile sostenerlo, anche se è del tutto, anche se fosse o se è del tutto vero. Quindi la carriera, diciamo, politica di Brugnaro è certamente finita, questo non c'è dubbio alcuno, perché sia il primo a saperlo e riconoscerlo. Non solo per questo, ma anche per tutte le stupidaggini che ha fatto, il gruppo di moderati, eccetera, eccetera, no? Quindi è chiaro che ci sono tutte le condizioni per un cambio di guardia al Comune di Venezia, ma dipenderà da come giocano, perché se giocano come le ultime volte, allora sono spacciati. Se giocano come quando hanno ripresentato Casson o massacrandosi tra di loro come l'ultima volta, potrebbe tranquillamente anche ripresentarsi Brugnaro con Boraso. Professore, la ringrazio molto, grazie per essere stato con noi. Grazie, buon lavoro. A Focus TG. Arrivederci al professor Massimo Cacciari, filosofo, ex sindaco di Venezia. Avete sentito parole molto
significative, ovviamente le ridaremo oggi nei nostri telegiornali, stasera anche a Focus, però nel frattempo andiamo in diretta proprio a Ca' Farsetti con Ilaria Marchiori. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui a Ca' Farsetti, il Consiglio Comunale oggi è terminato, era il proseguo di quello di ieri. Abbiamo visto in apertura di questa edizione tutto quello che è successo con le proteste ieri a Ca' Farsetti, una maggioranza che comunque si è dimostrata in difficoltà, ma ovviamente come è il caso che fosse, non vengono rilasciate comunque ulteriori dichiarazioni. Ci siamo basati sulle dichiarazioni dell'avvocato del sindaco Brugnaro e poi altre che sono arrivate dai fronti politici. Qui insieme a me c'è Giuseppe Sacca, il capogruppo del Partito Democratico qui in Consiglio Comunale. Allora, innanzitutto il Consiglio di oggi, in cui lo ricordiamo è stato approvato il bilancio, si è svolto in maniera totalmente diversa da quello di ieri, in maniera tranquilla, ma questo perché l'avete voluto? Perché, Sacca? Ci spieghi lei bene. Grazie intanto e buongiorno a tutti. Allora, noi oggi siamo ovviamente venuti in Consiglio Comunale perché speravamo che nella notte il sindaco, come dire, avesse trovato un buon consigliere che gli dicesse di venire a spiegare politicamente quello che sta accadendo, che voglio ricordare ai telespettatori è un qualche cosa che non è mai accaduto nel Comune di Venezia, perché non è stato solo, se si può dire così, indagato il sindaco, non c'è solo un assessore in carcere, ma sono i vertici della macchina amministrativa, capo di gabinetto, vice capo di gabinetto, il direttore generale, diversi funzionari apicali delle partecipate del Comune di Venezia che sono indagati. Quindi qui non è semplice, è un qualche cosa di enorme che mai è successo. Quindi oggi noi ci siamo presentati chiedendo al sindaco di venire. Il sindaco continua a non venire, a scappare, a non assumersi le proprie responsabilità, a non spiegare politicamente quello che sta accadendo. E davanti a uno scenario del genere ovviamente noi non abbandoniamo l'Aula. Oggi, più importante ancora, se possibile, di ieri, il ruolo dell'opposizione è quello di vigilare sulla correttezza degli atti amministrativi che vengono presi da questa giunta. Quindi noi siamo rimasti in Aula, continueremo il nostro lavoro di opposizione in maniera ancora più forte, se possibile, per denunciare non solo quanto sta accadendo, ma qual è la situazione complessiva del Comune di Venezia, perché permettetemi di dire quanto sta accadendo. Certo, nessuno si immaginava un'ampiezza del genere, ma non è un fulmine a ciel sereno. Da quant'è che politicamente diciamo che un sindaco con un conflitto di interessi così gigante non può essere sostanzialmente sindaco di Venezia, ma soprattutto ha impostato il suo essere sindaco di Venezia con uno stile padronale, ha travolto le municipalità, ha travolto il Consiglio Comunale e ahimè appare anche che abbia intaccato la trasparenza e la correttezza negli atti amministrativi. Questo è un fatto gravissimo. Ecco, Sacca, lui ieri tramite una lettera vi ha fatto sapere che verrà a darvi spiegazioni in tal senso. Voi però vi aspettavate che lo facesse nell'immediato? Beh, francamente, davanti a tutto quello che abbiamo appena ricordato, non è il sindaco che decide quando e come venire. Il sindaco deve presentarsi immediatamente in aula e dire e fare le sue riflessioni. È ovvio che davanti a uno scenario del genere non può che esserci ormai le dimissioni di tutta la giunta, non è soltanto le dimissioni di un assessore incarcerato, che quelle insomma sarebbero già dovute arrivare da tempo, ma è il fatto che tutta la giunta deve dimettersi perché i cittadini devono ritrovare fiducia nella propria amministrazione, al di là poi degli aspetti politici. Noi siamo pronti a governare questa città, abbiamo una piattaforma molto ben definita su diversi temi, dalla residenza al turismo, all'economia, ai temi del sociale. Noi siamo pronti a tornare all'amministrazione di questa città e siamo pronti a ridare fiducia all'amministrazione, che i cittadini trovino fiducia nell'amministrazione. Bisogna andare al voto il prima possibile. Allora, lei ha detto noi siamo pronti a governare. Prima, direttore, abbiamo sentito quanto dichiarato dal professor Massimo Cacciari, che ha lanciato un chiaro messaggio alle opposizioni. L'ha sentito anche lei, Sacca. Dunque voi vi dite pronti, perché Cacciari addirittura ha detto se ci fossero gli stessi presupposti dell'ultima elezione potrebbe ripresentarsi Brugnaro e addirittura Boraso, che tra l'altro ricordiamo si è anche detto pronto a dimettersi l'assessore Boraso tramite il suo legale.
Ribadisco, la magistratura farà il suo corso, ma il tema è tutto politico. Un'amministrazione padronale di Brugnaro sta travolgendo tutto in questa città. Un conflitto di interessi così evidente, un blind trust che è tutto fuorché cieco, non può essere all'altezza di una città come Venezia. Noi siamo pronti perché è da anni che lavoriamo a una piattaforma politica condivisa da un ampio fronte di forze politiche. Ora è il momento, se possibile ancor più, di compattarci e presentare in termini molto articolati, precisi e puntuali questa piattaforma alla città. Ribadisco, ha ragione il professore Cacciari, sicuramente sono stati fatti degli errori nel passato, ma abbiamo imparato e quindi siamo pronti a governare questa città. L'unica cosa importante è che deve essere fatta chiarezza. Il sindaco si dimetta. Parlavamo di Cacciari, io sono sicuro che il professor Cacciari a parte invertita si sarebbe dimesso immediatamente davanti a una situazione così disastrosa. Lo faccia anche il sindaco Brugnaro e diamo ai cittadini la possibilità di esprimersi come giusto che sia in democrazia. Ecco, avete sentito, direttore, ci sono domande per Giuseppe Sacca, altrimenti noi qui da Venezia restituiamo la linea. Grazie molte Ilaria Marchiori, alla nostra operatrice Francesca Pezzo e al tuo ospite. Andiamo avanti con un altro collegamento. Ci sono diversi sindaci vicentini sul piede di guerra per i danni da maltempo. Dicono che non vogliono ricevere soltanto delle briciole. Andiamo da Luisa Bertini, a te. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Noi in questo momento ci troviamo a Malo, in quello che è un po' il luogo simbolo di quella che è stata, di quelli che sono stati i danni da maltempo di maggio, perché questo ponte proprio il 16 maggio con un gran boato è crollato a seguito della dovuta alle piogge. Io sono in compagnia con i sindaci di Malo, di Monte di Malo e di Isola Vicentina, che sono tra i comuni dell'Alto Vicentino più colpiti da quell'ondata di maltempo, che hanno deciso di unire le forze per chiedere agli organi preposti risposte per quanto riguarda i risarcimenti. Dunque, sindaco di Malo, il prossimo passo sarà quello di istituire un tavolo di confronto in prefettura. Certo, sì, allora con anche il collega di Monte di Maglio e i colleghi qui presenti abbiamo chiesto un tavolo di confronto in prefettura coinvolgendo provincia, regione e tutti i nostri rappresentanti a livello nazionale, oltre che tutti gli enti sovracomunali, Genio e Consorzio, per mettere nero su bianco su quali sono le strategie da mettere in campo e quali, diciamo così, risorse effettive arriveranno ai nostri comuni per rispondere, uno, ai danni al patrimonio pubblico che, come abbiamo più volte detto, sono numerosi, e due, sicuramente dare delle risposte ai nostri concittadini che sicuramente hanno bisogno di risposte concrete e che attualmente bussano sulle porte dei nostri comuni per averle. Ecco, comuni però che già fanno fatica con l'ordinario, qui si parla di straordinario e lei prima diceva a noi arriveranno soltanto briciole. Sì, siamo molto preoccupati, è per questo che abbiamo anche unito le forze. Non è una questione di comuni, è una situazione che interessa molti enti, soprattutto enti più piccoli, medi, grandi, che hanno difficoltà nell'andare a gestire sia la parte corrente sia gli eventi che diciamo così non sono normali, che sono eccezionali, come quello che è avvenuta, che è stata un'emergenza alluvionale che ci ha veramente surclassato il territorio. Abbiamo bisogno di risorse ingenti per riuscire a risistemare quantomeno e a tappare qualche falla, perché la nostra situazione anche a livello di prevenzione deve essere monitorata, deve essere sostenuta, altrimenti non possiamo garantire la sicurezza nei nostri territori. Anche perché nei territori parliamo anche di frane, oltre che di strutture come quella che vedete alle mie spalle, oltre che di cittadini, quindi di privati cittadini che sono stati danneggiati soprattutto a Isola Vicentina, e quindi fate pressing anche per avere per i cittadini, per i privati. Sì, a 2 mesi da quei fatti sappiamo che il governo ha stanziato questi 26 milioni e 100 mila euro che però basterebbero appena per chiudere, come dire, i conti dei comuni, dei 3 comuni qui presenti oggi, perché solo nel nostro territorio abbiamo dimensionato 20 milioni di euro di danni al patrimonio pubblico e a quello che è, insomma, di pubblica utilità.
Ci sono poi danni privati che solo Isola Vicentina abbiamo dimensionato in questo momento così, ma spanometricamente, perché dobbiamo ancora partire con le rilevazioni in 50 milioni di euro. Sono somme ingenti, enormi. I nostri bilanci comunali non potranno mai farne fronte e serve avere delle risposte, quindi la chiamata a questo tavolo, intorno a questo tavolo, non per essere contro qualche ente, ma per cercare di costruire una proposta per dare delle risposte insieme, possibilmente con il governo, i nostri rappresentanti in Parlamento, la Regione, gli enti sovraordinati, il Genio Civile, il Consorzio Terra Veneta, tutti quegli enti che possono dare delle risposte e possono mettere in campo anche le risorse per prevenire e fare in modo che la manutenzione di torrenti e fatti come questi non debbano più esserci, insomma, Ecco, l'abbiamo sentito il grido, l'SOS dal territorio per quello che sono state le conseguenze del maltempo di maggio. Io intanto ringrazio il sindaco Enrico Gonzo di Isola Vicentina, Mosè Squarson di Monte di Malo e Moreno Marzetti di Malo, e restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Luisa Bertini, credo ci fosse anche, non so se era Alessandro Costacurta o Federico Cibotto, no, Andrea Benetti. Allora, vediamo la lotta alla droga, 2 nuovi arresti per spaccio di stupefacenti a Padova. È stato individuato dalla polizia un alloggio al Portello dove si vendevano e consumavano eroina, hashish, marijuana, metadone e farmaci. Un appartamento dove comprare la droga e consumarla direttamente lì, sul posto, dove si poteva trovare ogni tipo di stupefacente e anche farmaci e metadone acquistati con ricette mediche false. La polizia ha disposto gli arresti domiciliari per 2 persone accusate di aver acquistato droga e medicinali con ricette false. L'indagine era partita dopo la morte per un mix letale di metadone e cannabinoidi di un 28enne padovano nel 2022. Droghe che erano state vendute al giovane dei 2 indagati. In quell'occasione l'appartamento del Portello venne anche perquisito subito dopo il decesso del ragazzo, ritrovando dello stupefacente e molte scatole vuote di medicinali e delle prescrizioni. Monitorando i telefoni degli occupanti dell'appartamento, la polizia ha ricostruito l'acquisto di medicinali fatti nelle farmacie della città, pagando in contanti per non lasciare traccia, con ricette mediche false, farmaci che venivano acquistati anche online e rivenduti insieme al metadone che uno dei 2 indagati, tossicodipendente, si procurava frequentando il SERD. Il secondo indagato invece metteva a disposizione l'appartamento per consumare la droga e i farmaci che rivendevano ai loro clienti. Un giro consolidato e florido che aveva trovato nella casa del Portello un luogo sicuro per consumare e acquistare illegamente lo stupefacente. I 2 indagati sono ora agli arresti domiciliari, per loro è stato disposto anche l'uso del braccialetto elettronico. E poi ci sono quelli che, colti in flagrante, cercano di liberarsi in qualsiasi modo degli stupefacenti, ed è successo a Vicenza, la droga è stata buttata dalla finestra. I carabinieri di Malo hanno arrestato un uomo di Isola Vicentina trovato in possesso di 240 grammi di hashish. Il giovane è stato notato dai carabinieri mentre tentava di disfarsi, gettandolo dalla finestra della propria abitazione, di un involucro contenente della sostanza stupefacente. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai militari dell'Arma di trovare un bilancino di precisione e, nascoste in varie fenditure delle pareti dell'abitazione, 240 grammi di hashish. Gli accertamenti hanno anche permesso di accertare la cessione di stupefacente ad un minore. Non è stato ancora individuato il killer di Vicenza Saracino, la donna uccisa a Preganziola coltellate, una donna che lavorava in un sexy shop. I carabinieri stanno esaminando la sua bicicletta alla ricerca di DNA e di impronte. Intanto nella chiesa del quartiere trevigiano di Canizzano sono stati celebrati i suoi funerali. Nel giorno dell'addio a Vincenza Saracino, investigatori del RIS di Parma al lavoro al comando dei carabinieri di via Cornarota per esaminare la bicicletta della donna, quella rinvenuta sul luogo dell'omicidio della 50enne, ritrovata senza vita in via Maleviste a Canizzano esattamente 2 settimane fa. Sulla bicicletta di Vincenza si cercano impronte e tracce biologiche, quindi DNA, che potrebbero appartenere all'individuo che le ha inferto le 5 coltellate mortali tra il collo e lo zigomo. Gli inquirenti sono certi di essere a buon punto nell'individuazione del responsabile, anche se
se il fascicolo rimane tuttora a carico di ignoti. Carabinieri che erano presenti nella chiesa di Canizzano anche alle esequie della donna, nella convinzione che l'assassino sia da cercare nella cerchia delle conoscenze e delle normali frequentazioni di Vincenza. In 400 si sono stretti al marito Fabio Stefanato e alla figlia Matilda. Tutti siamo qui stamattina con un cuore ferito, con una parola impegnativa, perché e con tante altre domande. Ma in particolare siamo qui come cristiani che desiderano affidare a Gesù risorto Enza. Le ferite inferte a Enza sono insanabili anche per chi l'amava. Ci domandiamo come curare questa ferita. Alcuni dicono non guarirà mai. In alcune culture orientali, quando un oggetto in ceramica si rompe, lo si ripara con l'oro, poiché si è convinti che un vaso rotto possa diventare più bello di quanto non fosse in origine. Non siamo qui per giudicare o condannare, prosegue il sacerdote, questo lasciamolo fare alla magistratura. Siamo qui per salutare Vincenza, semplice ed esuberante insieme, per 28 anni accanto al marito Fabio, mite e l'antitesi della violenza di cui è rimasta vittima, che non esprime, dice Don Rodolfo, nessuna forza. Niente patente, Vincenza ha affrontato la vita in bici e così il sacerdote l'ha salutata. Buon viaggio in bici, Carenza, buon viaggio verso il cielo. L'ultima benedizione in cimitero tra la commozione di familiari e amici. È un dolore grande, è assurdo tutto, basta. E rimane un giallo il caso della morte di Alex Marangon, il giovane che aveva partecipato ad un rito sciamanico in un'abbazia a Vidor e che poi era stato ritrovato cadavere nel Piave. Saranno determinanti per fare dei passi avanti nell'inchiesta i risultati degli esami tossicologici. Troppi misteri ancora sulla morte di Alex Marangon. Gli accertamenti effettuati sul luogo della tragedia all'abbazia di Vidor non avrebbero consentito di arrivare ad una vera svolta. Il sopralluogo dei vigili del fuoco che si sono calati dal terrazzo dove si ipotizzava potesse essere caduto il ragazzo non avrebbe dato esiti positivi. Nessun ramo rotto, nessun pezzo di stoffa, di vestito che possa far pensare alla caduta. Ma tra la fine di luglio e i primissimi giorni di agosto dovrebbero arrivare gli esiti degli esami tossicologici effettuati durante l'autopsia sul corpo di Alex Marangon. Se fosse dimostrato che il giovane avesse assunto delle sostanze psicotrope o allucinogene, le medesime ingerite dai partecipanti all'evento, questo potrebbe rendere le loro dichiarazioni non del tutto attendibili. Come potrebbero aver avuto la lucidità di sentire, vedere o percepire? Quelle tisane, ha spiegato il capo della procura Marco Martani, potrebbero avere delle conseguenze a livello psichico molto forti e quindi non sappiamo se i ricordi delle persone possono essere annebbiati dagli effetti psicotropi. Se la procura tornasse all'ipotesi iniziale di morte in conseguenza di altro reato, chi ha portato o reso disponibili quelle sostanze potrebbero essere indagati per favoreggiamento alla cessione di stupefacenti. Gli organizzatori, i 2 curanderi, ma anche il proprietario dell'abbazia. Rimane comunque in piedi per ora il fascicolo per omicidio volontario, ma nessuna pista viene esclusa. Un caso non facile, hanno spiegato gli inquirenti. All'appello mancano ancora i 2 curanderi, Johnny Benavides e Sebastian Castillos, che presto saranno ascoltati dai carabinieri. Secondo quanto hanno riferito agli investigatori, alcuni dei partecipanti al rito sciamanico, dopo la scomparsa di Alex, sarebbero andati a cercarlo nel bosco vicino al Piave. Ma l'oscurità ed il momento avrebbero reso le ricerche ancora più difficili. La certezza, l'allarme è stato dato intorno alle 6 del mattino, poi sono scattate le ricerche a tappeto nella zona fino a quando il corpo di Alex è stato visto sul Piave a Ciano del Montello. Le gravi ferite riscontrate hanno poi posto tanti interrogativi. Aggredito, una fatale caduta, ma da dove? Servizio di Daniela Sizzia. Quando si dice la generosità e l'altruismo, ne ha dato prova un uomo di 77 anni, un trevigiano che ha ospitato a titolo gratuito e sta ospitando una famiglia, 2 coniugi che sono stati sfrattati. Sentiamo questa storia. Casa, sfratti, persone in situazioni di fragilità. A Treviso il problema dell'alloggio sta diventando sempre più prioritario e ogni settimana esplode un caso, con persone che finiscono in mezzo alla strada da un giorno all'altro. Come è successo ai coniugi Manganaro, entrambi invalidi certificati, che lo scorso 13 giugno sono stati sfrattati dalla loro abitazione di proprietà di un gruppo finanziario privato. Il comune ha pagato per loro un albergo a Preganziol per qualche giorno, ma di più non poteva fare. Oggi ad ospitarli ad oltranza è un privato di 77 anni, il signor Filiberto Mari,
Marra, ex bancario, che si è offerto di dare loro sistemazione pur non conoscendoli. Nel frattempo il signor Antonino ha fatto richiesta di una casa a prezzo agevolato. Ho incontrato il sindaco Conte l'altro giorno, mi ha detto come andavo, io ho riferito che abitavo da un amico e che è molto arrabbiato perché il comune non ci interessa ancora di noi. E lui mi ha risposto che verrà fuori questa graduatoria, doveva venire fuori i primi di luglio, ancora non è venuta fuori, ha detto che si interessava per vedere in graduatoria come ero messo e che cercava di aiutarmi, solo questo mi ha detto. I servizi sociali hanno anche promesso 400 euro al mese ai Manganaro, ma per ora questo denaro non si è visto. E anche la Chiesa, interpellata, non ha saputo aiutare la coppia di anziani. Io sono offeso personalmente, da questo non interessa niente il giudizio delle persone, da questo fatto che non ci sia riconoscenza, il riconoscimento di uno che ha lavorato, che ha costruito una casa, ha avuto figli e adesso viene trattato da pezzente, va sulle strade e muori. Auguri. E fra pochi giorni il problema potrebbe riesplodere con una coppia di origine marocchina ma con cittadinanza italiana con 2 figli minori che ha lo sfratto previsto per il 5 agosto. Hanno dovuto vendere la casa all'asta lo scorso anno perché non potevano più pagare il mutuo. Il 2 luglio ho fatto appuntamento con l'assistente sociale, con Gaia. Niente, la stessa parola, non c'è soluzioni, per il momento non c'è casa, non c'è qua. Servizio di Elena dal forno della nostra redazione di Treviso e vediamo invece una storia completamente diversa, riguarda dei nomadi che hanno occupato un parcheggio a Bassano del Grappa con dei camper e ovviamente i turisti hanno dato vita in questo caso ad un tam tam social. Vediamo. A Bassano c'è un'area di sosta per camper decisamente comoda al centro, con tanto di bus che parte e arriva dal parcheggio vicino per arrivare nel salotto buono cittadino in un paio di minuti. È il parcheggio Gerosa, che gode di una posizione privilegiata su Viale De Gasperi, a un tiro di schioppo dal casello della Pedemontana. Bene, direte voi, una vera calamita per il turismo dei camper, che rappresenta una fetta sostanziosa del comparto turistico internazionale. Ecco, non è proprio così. Nell'area di sosta sono parcheggiati infatti da qualche tempo i camper di alcune famiglie nomadi che hanno trasformato quel settore del parcheggio in una piazzola stanziale. E così l'uso dell'acqua sarebbe diventato loro esclusiva, come pure i punti di scarico. La notizia si è subito diffusa nel mondo dei camperisti che si scambiano informazioni sui social e in un sito specializzato è arrivata una pioggia di recensioni negative. Un camperista, ad esempio, riferisce che durante il pernottamento gli occupanti della piazzola hanno urlato fino a notte fonda, utilizzando le aiuole come un Vespasiano a cielo aperto. Comune di Bassano, sveglia, conclude l'utente. Un altro dà una stella sola su 5, confermando la trasformazione dell'area di sosta in un campo fisso e definisce la situazione una vergogna per la città. C'è poi chi racconta di aver visto gli occupanti usare la zona di carico e scarico per lavare il proprio mezzo e di essersi trovato un veicolo abusivo alle spalle all'uscita in modo da non pagare la sosta. E c'è addirittura chi dice di essere stato minacciato da un gruppo piuttosto aggressivo che gli avrebbe intimato di non utilizzare il servizio di scarico dei reflui del camper, altrimenti gli avrebbero spaccato la faccia. Speriamo che qualcuno sgomberi l'area, auspica l'utente del sito. Anche un altro camperista mette una sola stella alla struttura e conferma di aver girato il suo mezzo e di essersene andato una volta arrivato nella piazzola proprio per la situazione che si è trovato davanti. La spizza di bocciature prosegue anche con esperienze di turisti dall'estero e così in breve tempo l'area del Gerosa è diventata zona sconsigliata nel mondo del turismo su 4 ruote. Da qui alla ricaduta economica negativa per Bassano e per il suo circondario, il passo purtroppo è molto breve. Servizio del nostro Ferdinando Garavello, che è responsabile della sede di Bassano del Grappa. Su questa vicenda durissimo il commento del nuovo sindaco Nicola Finco. La sicurezza è uno dei cavalli di battaglia di questa amministrazione. Come giunta e come amministrazione non tolleriamo questo tipo di atteggiamenti né tantomeno questa occupazione abusiva di spazi pubblici. Stiamo parlando di piazzole attrezzate che dovrebbero essere ad uso esclusivo dei turisti, di coloro che hanno la passione per il camper, e invece da notizie di cronaca vediamo che questi nomadi affrontano cittadini bassanesi ma anche turisti con toni arroganti e anche con atteggiamenti poco consoni. Ho già detto al mio assessore
l'assessore alla sicurezza di intervenire, di collaborare con le altre forze dell'ordine per allontanare queste persone dalle piazzole del parcheggio Gerosa, ma soprattutto noi non tolleriamo in nessun angolo della nostra città questo tipo di atteggiamenti, quindi d'ora in poi tolleranza zero. Nicola Finco, neosindaco di Bassano del Grappa, è stato vicepresidente del Consiglio regionale. Una bomba della Prima Guerra Mondiale, restiamo dalle parti di Bassano del Grappa, Marostica in particolare, è stata trovata e fatta brillare nella splendida città degli scacchi a cielo aperto. A più di 100 anni dalla conclusione della Prima Guerra Mondiale continuano a emergere i segni di quegli anni drammatici. Nelle scorse ore è stata individuata dal Consorzio di Bonifica Brenta una spoletta di proiettili di artiglieria a Marostica, portata a valle dal torrente Longhella. La bomba è stata segnalata immediatamente ai carabinieri della locale stazione e sul posto sono arrivati gli artificieri dell'8° Reggimento Guastatori Paracadutisti della Folgore, che hanno verificato lo stato dell'ordigno e avviato le procedure per neutralizzarlo. Alla fine la spoletta a tempo, quasi certamente parte di uno shrapnel, letale strumento di morte ampiamente usato nella Grande Guerra, è stata fatta saltare in zona Santa Rosa. Il ritrovamento va a rendere ancora più complicata la gestione dei danni causati dal maltempo a Marostica, come conferma il primo cittadino. Il problema adesso anche del possibile materiale bellico all'interno dei nostri canali va a metterci ulteriormente in difficoltà per quanto riguarda i lavori che dovevano partire nelle prossime settimane proprio nei pressi del quartiere, dove le piene di maggio hanno messo in difficoltà l'argine. Ora dovremo anche occuparci prima dell'intervento degli artificieri per fare le verifiche prima di poter far entrare le macchine operatrici. Purtroppo la storia ci insegna che il nostro territorio è stato territorio di confine in quello che è stato il primo conflitto mondiale e quindi si trovano ancora oggi molto spesso ordigni inesplosi. L'estate dei cantieri a Padova per la realizzazione della seconda linea del tram. Un sondaggio rivela che i padovani considerano sopportabili i disagi alla viabilità. Facciamo il punto della situazione con Valentina Visentina e l'assessore alla mobilità Andrea Ragona. Buongiorno da Padova, siamo in via Gozzi, in uno dei punti cruciali dei cantieri per la nuova linea del tram, la SIR 3, la seconda linea, quella che collegherà Volta Barozzo alla stazione. Lavori che stanno entrando nel vivo, soprattutto nel periodo estivo, per contenere quantomeno i disagi nei punti cruciali della viabilità cittadina. Qui con me c'è l'assessore alla mobilità Andrea Ragona e proprio in questo periodo, assessore, è stato realizzato anche un sondaggio da parte della ditta che sta realizzando i lavori sull'impatto che i cantieri hanno per i padovani. È emerso anche un dato significativo, che insomma la pazienza dei padovani, i padovani hanno capito il sacrificio che stanno facendo sopportando questi lavori. Ma d'altronde era quello che ci immaginavamo già. Noi sappiamo che c'è un forte livello di empatia col tram in città, è un mezzo che piace, è un mezzo che viene utilizzato molto dalle persone e che anche con altri sondaggi che avevamo fatto in passato veniva segnalato come la gente non prendeva il tram perché non aveva la fermata vicino casa e che se l'avesse avuta vicino casa lo avrebbe preso. Quindi ora che stiamo cercando di portare le fermate in più parti della città possibile, evidentemente le persone sono contente, ma capiscono che non si può realizzare un sistema di trasporto pubblico in una notte, ma che servono dei lavori. Ecco, la scelta di questa area per l'estate è stata proprio pensata per evitare, per contenere quantomeno i disagi in un punto strategico per la viabilità. Sì, abbiamo scelto più di un cantiere in realtà da realizzare in luglio e altri da realizzare in agosto, che sono punti un po' più cruciali. Evidentemente un ponte come quello di Ponte Boschetti, che si chiama Ponte Omizzolo, come quello a fianco di Piazzale Boschetti, è un punto nevralgico perché attraversando un corso d'acqua, se si chiude un ponte, non ci sono tante altre alternative, però o si fa in questo momento oppure non si fa mai. Tra l'altro prima di fare il lavoro del tram facciamo un lavoro di risanamento del ponte, che quindi questo permette anche di allungare la vita al ponte stesso. E come ci diceva Assessore, i lavori del tram portano anche benefici anche agli arredi della città, perché vengono riasfaltate le strade, i marciapiedi, insomma ci sono anche tutte delle opere correlate. Esattamente, si porta dietro delle altre opere, quindi marciapiedi, illuminazione, asfalti.
nuove piantumazioni, nuove piste ciclabili, è un ridisegno vero e proprio della città a 360 gradi. Una città che insomma qui a settembre vedremo in un modo diverso, con i lavori già avanzati del tram. Grazie a Valentina Visentini e al suo ospite. Andiamo in pubblicità, poi ci collegheremo con il comune di Treviso perché è previsto un potenziamento della videosorveglianza nel centro storico. State con noi a tra poco. In diretta con Focus TG, andiamo subito a Treviso da Elena Dal Forno, che vedo in compagnia del sindaco Mario Conte e del comandante della polizia locale Andrea Gallo. A te Elena. Sì, eccoci qui, buongiorno a tutti i telescoltatori, siamo con il comandante Andrea Gallo e il sindaco Mario Conte. È stato appena presentato un maxi progetto di installazione di 50 nuove videocamere. Ecco, chiediamo subito al comandante della polizia Andrea Gallo innanzitutto qual è l'investimento, da dove vengono i fondi e come avete scelto i posti dove mettere queste nuove videocamere di sorveglianza che comprendono anche il Targa System. Sì, esatto, sono 200.000 euro di questo maxi appalto che partirà il prima possibile e ci teniamo anche a installare le telecamere funzionanti entro fine anno. Il Ministero degli Interni per circa 75.000 euro e 130.000 euro da parte del Comune con sanzione al codice della strada, quindi reinvestite sulla sicurezza stradale e anche videosorveglianza, sicurezza urbana e sicurezza stradale in generale, diciamo. Ecco, proprio i cittadini vi hanno chiesto di mettere delle telecamere in punti specifici della città. Sì, almeno 10 punti che sono stati individuati e già sottoposti al vaglio della prefettura tramite questura e carabinieri sono stati condivisi con i cittadini stessi. Quindi la sinergia con i cittadini, come abbiamo sempre detto e ripetuto molte volte, è fondamentale per cogliere quelle situazioni critiche che possono con la sorveglianza essere in qualche modo risolte, per cui insomma ci teniamo moltissimo al rapporto con i cittadini, che invitiamo sempre a telefonare al Comune, la centrale operativa, per segnalare qualsiasi situazione che possa essere approfondita e verificata. Ecco sindaco, il tema della sicurezza in città è sempre un tema di grande, soprattutto leggono questi agli anziani, sono di recente insomma tantissimi episodi che fanno male alla comunità. Sì, l'obiettivo è quello di continuare ad alzare l'asticella della sicurezza in una delle città più sicure d'Italia. Io ho ereditato una città con circa 100 telecamere installate. Oggi, dopo 6 anni di mandato, siamo arrivati a 250 telecamere appena completata l'installazione di queste 50 per un investimento di 550.000 euro. Questo significa politicamente credere nella sicurezza. Ovviamente le telecamere non si sostituiscono alla presenza delle pattuglie nel territorio, ma sono uno strumento di prevenzione e di indagine fondamentale per la polizia locale e per le altre forze dell'ordine, che ringrazio. Quindi ringrazio il comandante Gallo per la polizia locale, ringrazio i carabinieri, polizia di Stato e Guardia di Finanza, che insieme stanno facendo davvero un lavoro importante. Questo non è un punto di arrivo, ma è una nuova partenza. L'obiettivo da qui a fine mandato è di arrivare a 300 telecamere installate, incrementare ancora il personale della polizia locale, incrementare le dotazioni e le tecnologie messe a disposizione dei nostri agenti. Ecco, ci sono domande, le ascoltiamo, altrimenti vi restituiamo la linea. Oh, grazie Elena Dal Forno, sono stati molto chiari e sintetici sia il sindaco Mario Conte che il comandante Gallo. Grazie molto, è importante per i trevigiani sapere che sarà una città ancora più sicura. Abbiamo un ospite in studio a questo punto, è Michele Favero, segretario di Indipendenza Veneta. Abbiamo parlato l'altro giorno a Focus la sera di autonomia, delle regioni che sono dell'idea che si debba abrogare l'autonomia differenziata, che è diventata legge, quindi stanno organizzando un referendum abrogativo. Faceva notare Michele Favero l'altra sera che le regioni che non vogliono l'autonomia sono quelle che evadono più tasse, insomma, che pagano meno tasse. Grazie direttore di questa opportunità. Sì, ho portato una tabella che elenca le regioni con il maggior tasso di evasione fiscale. Neanche farlo apposta, tra le prime 5 ci sono proprio quelle che vorrebbero abrogare questo principio di autonomia differenziata. E mi sembra che sia, paradossalmente, usando una similitudine, come se lo studente che non studia mai durante l'anno, che viene bocciato, poi si lamentasse e dicesse no cavoli, io non posso essere bocciato
mentre quelli che hanno studiato e hanno fatto il loro dovere sono promossi. Pertanto le regioni che non pagano le tasse, e c'è anche la Campania di De Luca, c'è la Puglia di Emiliano, c'è la Calabria e c'è anche la Sardegna della signora Todde, dovrebbero fare un po' di mea culpa invece che dire ai veneti no, voi i vostri soldi non li potete utilizzare perché visto che noi non paghiamo le tasse ci servono i vostri per scialacquarli. Mi spiace. E un'altra cosa anche, direttore, se mi consente, io ho portato l'opuscolo informativo di Indipendenza Veneta. Noi abbiamo messo 3 parole che forse sono dimenticate dalla politica. Identità, perché questo globalismo sta strappando le radici, ormai non si parla più di identità ma di società multietnica che a me spaventa molto, anche perché l'integrazione vera non è, stiamo vedendo ha delle grosse difficoltà per essere attuata veramente. Libertà, non c'è nessuna libertà. Si è parlato anche di una proposta che ha fatto il parlamentare Borghi, ad esempio della Lega, per mettere la vaccinazione facoltativa. Nessuno ne ha parlato, è stata messa in un angolo, non c'è neanche più questa libertà. E poi il rispetto. Volevo concentrarmi su questa parola qua, rispetto, perché la signora Todde, siccome ho letto un articolo dove lei ha detto che i veneti sono ricchi perché hanno i soldi dell'Italia. Ecco, io allora ho portato dei libri perché non voglio parlare a vanvera, io mi documento. Ecco, signora Todde, vede, io spero che questo messaggio arrivi in Sardegna a lei. Questo è un libro di Deliso Villa che parla dell'emigrazione italiana. Le volevo dire, signora Todde, che il Veneto è la prima regione per emigrazione, ma non siamo emigrati perché ci riempivano di soldi, perché nel 1866, quando il Veneto è stato annesso all'Italia con un plebiscito truffa, è arrivata la tassa sul macinato e qua la gente moriva di fame e di pellagra. Allora, per non dire dati a caso come fa lei, le leggo. A Vedelago nel 1891 su 7.000 abitanti c'erano 1.700 persone pelagrose, il 25% della popolazione. A record assoluto, aumenta il contrabbando, aumentano i debiti, aumenta i mendicanti. Il Veneto è la prima regione per mendicanti di tutta Italia. Ecco, non so se erano questi i soldi che lei dice che i veneti hanno ricevuto dall'Italia. Noi avevamo il record di mendicanti. Alla fine della prima guerra mondiale, cara signora Todde, qua c'era la miseria più nera e le voglio raccontare anche un aneddoto, magari lei non lo conosce neanche. Ad Arborea, città della Sardegna, che prima si chiamava Mussolinia, forse lei non lo sa, anzi do per scontato che lei non lo sappia, ebbene è stata bonificata dai veneti che hanno trasformato delle paludi in un punto di allevamento di mucche, di vacche, e concentrando così anche facendo un'innovazione per quella che era l'agricoltura e l'allevamento sardo, perché allevano solo ovini insomma, e non mucche. Ebbene c'è oggi un punto straordinario di eccellenza per la produzione di latte vaccino. Addirittura uno dei migliori come produttività in tutta Europa. Sono stati i veneti mandati da Mussolini durante il ventennio a bonificare questo territorio e grazie al lavoro dei veneti, oggi Mussolini si chiama Arborea, sono stati sfamati tanti bambini di Cagliari. Si lega a queste cose qua. Allora lei dovrebbe andare con il capo chino, cosparso un po' di cenere, a dire scusate veneti, ho detto delle banalità. Perché lei la critica non l'ha fatta alla Lega o a Zaia. Lei ha insultato il popolo veneto, gravissimo signora Todde, perché lei non sa. A giustificazione poi, per tornare ai tempi recenti, mi sono portato il libro di Andrea Giovanardi e Dario Stevanato. Il titolo è Autonomia, differenziazione, responsabilità, quello che secondo me, signora Todde, lei non ha. Perché le rammento che la sua regione, a differenza del Veneto, è una regione a statuto speciale. Lei trattiene, signora Todde, 7 decimi dell'IRPEF, cosa che il Veneto si sognerà anche in caso di un'eventuale autonomia differenziata. Si trattiene 9 decimi delle imposte catastali, cosa che il Veneto non avrà mai con questo tipo di autonomia. Ecco, paradossalmente io spero che lei faccia il referendum abrogativo perché poi i veneti capiranno che l'unica strada è l'indipendenza. Cosa dicono Stevanato e Giovanardi? Pagina 52. Che il Veneto dal 2001 al 2017 ha dato all'Italia 250 miliardi in più
rispetto a quelli che lo Stato italiano eroga per dare i servizi ai veneti. Ciò significa, cara signora Todde, che noi i soldi li diamo all'Italia, non li riceviamo. Nello stesso periodo il Sud, tra cui anche la Sardegna, il Sud ha ricevuto 670 miliardi, con una grande differenza. Il Veneto è cresciuto di 11 miliardi di PIL, il Sud è regredito. Questo per dire che i soldi vengono scialacquati, poi non vengono utilizzati e destinati alla popolazione del Sud o per creare infrastrutture o per aumentare anche la produttività di certe aziende del Sud, perché vengono purtroppo depauperati da una classe dirigente incompetente. E allora, cara signora Todde, finiamola di fare delle critiche banali, strumentali, contro l'autonomia, perché autonomia significa responsabilità ed è quella che forse voi dovete ancora imparare. Allora Fabio, diciamo anche due parole su vicende di grande attualità, sono quelle dell'inchiesta della magistratura a carico dell'amministrazione comunale di Venezia. Eravamo rimasti al Mose, diciamo dal Mose in poi. Purtroppo si può dire che, anche se sono storie molto diverse, ma che il lupo perde il pelo ma non il vizio, no? Questo lo vediamo qui, ma lo vediamo, diciamo, soprattutto altrove. Sì, io voglio essere molto schietto, direttore, da me non uscirà mai la frase ho grande fiducia nella magistratura italiana, perché proprio non ce n'ho neanche un pelo, sì, non voglio dire cose banali. Non ho letto le carte, perché voglio essere sincero, e spero però che emergano i fatti veri, non i commenti, non i processi mediatici. Io ho conosciuto Boraso proprio qui da lei in qualche trasmissione e non potevo ovviamente dire nulla come tanti altri. Spero si faccia luce su questa vicenda e soprattutto che emergano dei dati concreti dove la gente possa rendersi conto effettivamente che sono stati commessi dei reati, perché poi non vorrei che succedesse come è successo in mille altre occasioni e poi si fa un processo mediatico e di fatto non c'è nulla di vero. Ripeto, non conoscendo i fatti nel dettaglio non voglio esprimere né un giudizio negativo né uno positivo. Sta di fatto che purtroppo più lontana è l'amministrazione, diciamo, dai cittadini, più difficile è che i cittadini ne vengano a conoscenza. In questo caso, se Boraso ha effettivamente fatto quello che ha fatto e le sue responsabilità sono chiare, spero che poi la pena sia una pena tale da essere veramente una forma di deterrenza per altri e non che alla fine se la cavi con un'ammenda amministrativa e non faccia un solo giorno di carcere. Perché chi ruba, chi se ne approfitta, specialmente in questo periodo, dei soldi di tanti cittadini, perché non esistono i soldi pubblici, i soldi sono sempre dei contribuenti, è giusto vada messo in galera, se così fosse. Ho letto che poi avrebbe fatto anche pressioni sulla moglie di Brugnaro. Ecco, su queste cose qua io non lo so, perché mi viene da pensare come che il capo officina della Fiat andasse dalla moglie di Agnelli e il tempo di dire guarda che se non fa il bravo io avvito male i bulloni. Ecco, non so se Boraso avesse questa grande personalità da imporre delle cose alla moglie di Brugnaro. Io penso forse l'opposto, ma ripeto, non voglio esprimere giudizi su cose che non conosco nel dettaglio. Grazie molto a Michele Favaro, segretario di Indipendenza Veneta. Andiamo adesso in pubblicità e poi torniamo ovviamente con altre notizie, altri servizi. A tra poco, state con noi. L'Europarlamento chiamato a votare il bis di Ursula von der Leyen, la rotta sul Green Deal resta, ha detto stamattina nel suo discorso, alle frontiere forze triplicate per i migranti, sì dei Verdi, Fratelli d'Italia ci pensa ancora e quindi si sta parlando nuovamente di ambiente, si parla spesso di biodiversità, di risorse idriche. Andiamo a Cittadella perché questo è il tema di un'iniziativa di cui ci parla Mirko Cavallin. A te Mirko.
Buongiorno direttore, ben trovati ai telespettatori di Rete Veneta. Alessandro Costacuta alla parte tecnica, 3 ospiti qui con me che hanno insieme ad altri partner firmato un accordo importante. Facciamo un passo indietro, 5 anni di attività del progetto Life Brenta 2000, 2.600.000 euro di investimento cofinanziato, l'hai appena citata, dall'Unione Europea con il programma Life per la tutela e la conservazione del tratto fluviale e del suo ambiente tra Bassano del Grappa e Padova. Parliamo appunto del bacino del Brenta. Con me c'è il primo alla mia destra, Luca Pierobon, che è sindaco di Cittadella, ma in questo caso presidente del Consiglio di Bacino Brenta. Adesso, dopo il Life 2030, c'è questo Afterlife. Sì, diciamo che il 2019 è una data importante perché appunto è partito il Life 2030, ma già da prima insomma il bacino stava lavorando appunto sulla tutela della falda e sulla tutela diciamo della zona del Brenta. Oggi termina diciamo il progetto Life 2030, ma si vuole ragionare su cosa sarà fino al 2030 effettivamente la tutela della falda e la tutela dell'ambiente. È logico che il 2030 è una data, ma sarà una data che andrà oltre, perché la zona in cui viviamo oggi è importante sotto l'aspetto naturalistico, è importante sotto l'aspetto della risorsa idrica, e quindi le amministrazioni da oggi in avanti, anche quelle future, dovranno costantemente lavorare su una delle risorse che sarà sempre più importante in futuro. Come si concretizza questo Afterlife, quindi il programma fino al 2030? Ce lo spiega Alessandro Leonardi di Etifor. Voi fornite consulenze, insomma 4 progetti in cui si svilupperà questo nuovo progetto. Certo, per portare avanti il lavoro fatto fino ad oggi, finanziato dalla Commissione Europea, servono finanziamenti, servono risorse, e quindi fin dall'inizio ci siamo messi operativi per trovarne ulteriori, e quindi siamo veramente felici di comunicare che finiamo questo progetto, ma ne apriamo altri 4, e quindi in particolare in water, che ci aiuterà a gestire meglio la governance e la gestione di tutta l'area fluviale. Abbiamo un altro progetto dedicato ai rifiuti, Waste Reduce, fondi Interreg sempre della Commissione Europea, e questo ci permetterà di continuare sull'attività di gestione di rifiuti, raccolta proprio all'interno del Brenta, anche di rifiuti speciali che spesso vengono abbandonati da parte di aziende e dalla malavita. Infine abbiamo Nat Connect, che ci permette di continuare a fare interventi importanti di ripristino delle aree verdi lungo il fiume, e quindi facendo nuovi boschi ripariali, nuove aree umide utili alla biodiversità. E alla fine non può mancare il monitoraggio per la biodiversità e qualità idrica, anche coinvolgendo i cittadini. E quindi il progetto MAP, siamo arrivati tra l'altro primi in graduatoria nazionale su un bando dedicato al monitoraggio, riusciremo a coinvolgere i cittadini nell'attività di monitoraggio, quindi attraverso delle app i cittadini potranno aiutarci a raccogliere i dati essenziali per monitorare la biodiversità e la qualità dell'acqua. La qualità dell'acqua l'ha testata poco fa il presidente di ETRA, Flavio Frasson, bevendo da quella caraffa un bicchiere. Da qui 1,5 milioni di cittadini prendono direttamente o indirettamente l'acqua. Sì, da Camazzole. Tenga presente che nel territorio di Etra abbiamo poi i pozzi di Sant'Ambrogio, dal quale pescano gli acquedotti di Venezia, e poi abbiamo quelli di Santa Giustina in Colle che portano al vecchio Tergola. Quindi è una zona ricca d'acqua. Devo dire che la qualità, oltre che essere testata, perché noi facciamo circa 60.000 analisi all'anno sulle nostre acque, è dovuta al fatto che peschiamo la stessa acqua che imbottigliano altre aziende del nostro territorio. Pescano la stessa. Allora abbiamo da una parte la San Benedetto, dall'altra l'acqua vera, e la nostra acqua è acqua minerale praticamente, al di là delle analisi che facciamo, quindi è acqua ottima da bere. È un'acqua ottima che andrà tutelata. Allora seguiremo questo progetto fino al 2030. Non c'è tantissimo tempo, 6 anni corrono velocemente. C'è anche il Green Deal europeo citato da te, direttore, poco fa nel discorso di Ursula von der Leyen. Con questo è tutto da Cittadella, a te la linea. Grazie molte a Mirko Cavallin, Alessandro Costacurta e i suoi ospiti. Vediamo sull'altopiano di Asiago, purtroppo continuano le predazioni dei lupi e ci sono allevatori disperati, tra questi i gestori di malgamazze inferiori.
Erano 71, ora sono 70. Parliamo delle vacche e delle manze che formano il patrimonio di Malga Mazze Inferiori, che dal limitare dell'altopiano di Asiago si affaccia sulla pianura nei pressi del Monte Corno. Una manza di circa 1 anno e mezzo, denominata Stella, è morta dopo una lunga agonia causata dall'attacco dei predatori. È la prima vittima di quest'anno in questa azienda, la 7ª nell'ultimo decennio, l'ennesima di un'estate drammatica per i malghesi. Da quando nasce a quando muore fa parte della nostra routine di lavoro, ma anche di passione, perché è una passione grande, se no non lo faremmo. E comunque è un animale d'affezione per me, cioè è da reddito, però anche d'affezione, perché da quando nasci lo accudisci fino a quando purtroppo bisognerà venderlo, perché nel senso vacca a fine carriera, per noi è come dire, non dico una sorella, però c'è un animale di affezione. I malghesi chiedono protezione e tutela, minacciando, come già accaduto in alcuni casi, di abbandonare pascoli e montagne. I 700 euro di rimborso non ripagano il valore vitale che ogni animale porta con sé. Stella portava questo nome per essere nata da un parto non semplice in una notte stellata. Non è il valore dei 700 euro della manza, sono il valore delle migliaia di euro che potevo, ma comunque a livello affettivo, dai, non che sia un valore per la mancata. Non avevo più a vedere la mia, sei inutile. Un'altra, posso comprarla, ma non sei a vedere che ho una. E i lupi liberi di imperversare, di fare danni sull'altopiano di Asiago, ben diversa è la storia che vi raccontiamo adesso, quella di un cane che è stato chiuso in un sacchetto dell'immondizia e abbandonato davanti a Villa Contarini a Piazzola sul Brenta. Difficile pensare che qualcuno non si innamori di questi occhioni. È fortunata Nala, cucciolo di cane destinata a una sorte crudelissima, salvata da morte certa da Giorgia, neo-18enne, innamorata degli animali con un futuro da veterinaria. È stata lei a sentire i guaiti ormai flebili della cagnolina, chiusa dentro un sacchetto nero e lasciata a poca distanza da Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, nel pieno centro della cittadina domenica scorsa. Con le temperature di questi giorni il suo destino ormai era segnato. L'intervento di Giorgia è stato provvidenziale. Nala è stata liberata, dissetata, rifocillata. Adesso sta bene. È stata accolta nel rifugio San Francesco di Presina, che in 2 anni ha ospitato circa 6.000 animali e non avrebbe esitato a trovare un posto anche per lei. Sconsolato il commento del responsabile Giovanni Tonelotto. Mi chiedo come abbia potuto lasciare praticamente davanti a Villa Contarini un sacco nero dell'immondizia con all'interno un cucciolo che guaiva senza essere visto da alcuno. Abbiamo avuto una soffiata importante e intanto sporgeremo denuncia, per ora contro ignoti. Ci sono donne che sono disposte a tutto pur di salvare la vita dei loro bambini, dei loro figli, e sono disposte persino a donare dei loro organi, come è successo nell'azienda ospedaliera di Padova. È la storia di una mamma e di una nonna che hanno con un trapianto salvato dei piccoli. Vediamo. Elisabetta, la mia figlia, è nata con una malattia rara e subito dopo la nascita siamo state costrette a passare tanto tempo in ospedale a Fiume, perché noi veniamo da Fiume. La dialisi già all'età di 1 anno, poi il viaggio Zagabria-Padova, al centro di eccellenza a livello europeo per i trapianti su bambini che pesano meno di 20 kg. 6 anni fa lei ha fatto il trapianto qua a Padova dal donatore vivente, dalla nonna. Lei si è offerta subito e quando abbiamo saputo che i esami vanno benissimo, che sono 100% compatibili, lei aveva una felicità immensa e tutto questo periodo lei non vedeva l'ora. Elisabetta oggi ha 9 anni, ha ricevuto rene dalla nonna, poi c'è Giovanni che di anni ne ha 17. Lui ha ricevuto rene dalla mamma, anche lei medico. È stata una possibilità preziosa, ecco, questo io l'ho vissuto in questo modo. Non so se l'ho salvata, ho fatto quel che potevo fare dando quello che avevo a disposizione. La donazione con il trapianto, l'ultimo anello di una catena di valore che restituisce la vita a questi piccoli pazienti, dal supporto psicologico a quello nutrizionale, il percorso di dialisi, la chirurgia, il lavoro di squadra delle 2 unità operative chirurgia e nefrologia, i controlli che seguono e accompagnano i piccoli pazienti nella crescita. Tutto ciò gli ha dato la possibilità di crescere e svilupparsi
bene e di poter fare la propria vita. Questi bambini devono comunque continuare ad essere seguiti in centri di riferimento con dei controlli ambulatoriali molto frequenti. Un'altra cosa che il nostro centro effettua da anni sono delle biopsie renali di protocollo, quindi delle biopsie renali nelle quali a intervalli prestabiliti a 6, 12 e 24 mesi dopo il trapianto andiamo a controllare dal punto di vista istologico, dal punto di vista microscopico come sta il rene trapiantato, per cercare di mettere in atto in maniera preventiva delle terapie che possono essere necessarie a migliorare ancora la sopravvivenza dell'organo. Una nicchia di attività che qui a Padova curiamo con molta attenzione e che fa di Padova, nell'ambito dell'attività trapiantologica anche pediatrica, un centro di eccellenza. Ed è proprio uno dei 77 pazienti trapiantati a Padova. Aveva 11 anni che una volta divenuto adulto ha scelto di studiare per diventare medico. Questo ragazzo adesso si è laureato e in questo momento si sta specializzando in medicina d'urgenza. Chiudiamo con un murale di un famoso street artist dedicato a Vicenza al leggendario Andrea Palladio. Un omaggio alla città e alla sua architettura con un murale realizzato dallo street artist americano Robert Vargas, che ha così dato la sua interpretazione dell'anima di Vicenza. E da oggi il murale in contrada Pedemuro San Biagio reca una targa che ne segnala titolo e autore. Un capolavoro d'arte contemporanea donato dall'artista di fama internazionale che ha creato un tributo orizzontale ad Andrea Palladio. Perché Palladio e perché orizzontale, gli abbiamo chiesto. Palladio is the father of Vicenza and a pillar in the architecture community in the world. Palladio è il padre di Vicenza e dell'architettura nel mondo, ma il concetto di architettura, spiega lo street artist, che è legato solitamente all'idea di verticalità, con questo murale, con Palladio in orizzontale, vuole invece dare il senso e rappresentare la base, le fondamenta su cui poggia l'architettura. Luisa Bertini, ultima notizia dal Gazzettino: una ragazzina aggredita con coltello e pistola per fare video per i social a Rovigo, nei guai 6 minorenni, 4 hanno meno di 14 anni. È tutto, grazie molte ai nostri registi Mattia Pizzaia e Italo Morao. Ci vediamo a Focus alle 21:15. Buona giornata.